Amici ed amiche, bentrovati e bentrovate in questa rubrica di Mattino Sud. In questa seconda puntata proseguiamo il nostro viaggio nella nostra tradizione linguistica. Ci sono parole che restano scolpite nella memoria, vere e proprie colonne portanti dell'educazione familiare, e mia madre ha saputo distillarle in una formula che oggi potrebbe essere brevettata come un manuale di sopravvivenza siculo per figli in crescita. Alla veneranda età di 53 anni, lei non manca mai di ricordarmi: a madre tua, sta attento con che ti ungi. Un mantra che, diciamolo, funziona sempre, un consiglio d'oro, certo, ma un tantino fuori tempo massimo, perché ormai il cucù mi ungiu non è più una comitiva di amici discutibili o una fidanzata potenzialmente sbagliata, ma il mio adorato divano, che tra lo chiumazzo e la cucia mi accoglie meglio di qualsiasi altra compagnia umana. E quando, con quella sottile disperazione che solo un figlio può provare, le faccio notare: mamma, vedi che ho 53 anni, lei mi risponde con il solito sorriso che non lascia scampo: pimmia sempre piccerino, sì. Lei non faceva discorsi normali come tutti, no, lei parlava attraverso i proverbi. Ecco, per esempio, cosa mi diceva prima che uscisse di casa: ogni lassata è perduta, ungiti con chi di meglio di dia e pagaci le spese, meglio lo tinto conosciuto che lo buono a conoscere, ogni impedimento serve per giovamento, vino buono fa buon sangue, perché chi che schifia, viene tempo che addesia, come si campa si muore. E poi, quando percepiva che io avessi sul tatiro qualche picciuttedda, se ne accorgeva subito, in quanto stavo ore e ore in bagno a farmi bello. Diciamo che per diventare bello ci dovevo lavorare molto. Lì il suo discorso era diviso in due parti. La prima fase, l'avvertimento. Femmina che ridi, t'ha detto sì. Amore pintendo dura quanto lo vento. Chi vuole bene non sente feto d'aglia. 100 anni d'amore, una ora di sdegno. Seconda fase, la minaccia. Chi piglia bedizzi, piglia corna. L'amore comincia con lo canto e finisce con lo chianto. L'umaritari è come un milone, non si sa so che trove. Se ti vuoi maritare, l'ingangondo hai a portare. Dico sunno li vasuna, sunno li morsecona. Al contrario, mio padre sembrava vivere sotto il voto del silenzio, non parlava mai. Era quasi muto, ma attenzione, quando comunicava lo faceva con un sistema sofisticato di versi. Utilizzava essenzialmente 3 vocali: la A, la O e la I. Ah, questo era il verso della felicità. Lo si poteva sentire, per esempio, quando il Milan segnava un gol o quando trovava un grappolo d'uva perfetto nell'orto. Una vocale aperta, sincera, che bastava esprimere tutta la gioia del momento. Ah! Poi c'era oh, il verso dell'ira. Era cupo, grave, pesante, come un tuono in lontananza. Spuntava quando qualcosa non andava. Un bicchiere rovesciato, un attrezzo lasciato fuori posto. A quel punto non c'era bisogno di discorsi, di rimproveri. Bastava farti sentire il peso delle tue colpe, anche quelle che non sapevi di avere. Poi c'era invece questo era il verso dell'incertezza, lo esclamava quando non riusciva a capire qualcosa o faceva finta di non capire qualcosa.
Mia madre spesso gli chiedeva delle cose, c'è di pagare la bolletta, lui, lo pigliaste lo stipendio? Ecco, mio padre era così, 3 vocali, un intero repertorio emotivo, niente giri di parole, niente spreco di fiato, e alla fine, guardandomi indietro, devo dire che quel linguaggio primordiale aveva il suo fascino, pochi suoni ma tanta efficacia. Pensandoci bene, papà aveva capito tutto della vita, meglio 3 vocali ben piazzate che 1000 parole fuori posto. Spesso lui entrava a casa venendo dal lavoro e diceva «Oh!». Mia madre mi avvertiva subito «Non fare tinturì, che tuo padre lo sentiste?» e disse «Oh!».